Sei scema! Matidina? No, mamma mia! Matidina lascia fare alla mamma! Amore, fidati! Amorino della mamma! No! Io dovevo portare a casa le banane! E io devo portare a casa un pesce! Ma io del pesce te l'ho detto stamattina! E io delle banane te l'ho detto stanotte, per cui siamo pari! Uomini, mettetelo in testa, non capite proprio niente, niente e niente. Ed è per quello che prendiamo voi. Io non parlo più, guarda, vorrei morire se parlo. Accontentatela! Accontentatela! Cosa? La chitarra. La chitarra. Hanno suonato la porta, no? Mi puoi aspettare un po' di là? E poi te lo porto di pazzo? No, tesoro. Grazie, tesoro. Ho parlato con tuo papà. Con mio papà ha detto che sono contentissimi e mio papà parlerà con tuo papà. Ho già avuto il piacere. Ma non aveva detto che conosceva soltanto una signorina? Allora dire molto ecco. No, adesso è da qui che lo vuoi mettere. E senza acqua, a secco, trovatene un'altra. No, signor Stefano, no. Te l'ho detto, senta, bell'uomo. Ti hanno proprio detto bell'uomo. Era uno di dietro, non mi cadeva, ma ha detto senta, bell'uomo. Asola, il primo. Asola, il secondo. Tanto pensa a te regolare. Ma canti mica anche tu. Un'asola, due asole, tre asole. Dai, me la puoi votare. Non ce n'è più. L'ultimo è caduto un mese fa, poverino, ha resistito fin da potuto. Ci sono due uomini vicini alla porta, troppo vicini. Da qui. La donna è la regina della casa. Sì. E questo è il mio regno, capito? È il mio regno questo. Ma scusa, la regina della casa, abbiamo il regno. Signora, scusi, La regina della casa. La regina della casa. Cosa c'è? Fai accomodare nel salotto Luigi 15. Nel salotto, Luigi 15. quello che non ce n'è un altro. Non ce n'è un altro, ma è un Luigi 15. Ecco. Si vado a girare. E con questo? A me pare che dovessi ringraziarmi. Ti ho fatto accomodare nel salotto, quello di San Luigi. Dove saranno? E non mi ricordo dove le ho messe. Siamo rimasti senza posate, il regno è senza posate. Io canto? Ma se non ho mai cantato, ma chi l'ha detto? L'ha detto il signor Riccardo o chi l'ha detto sua madre?